È stato Alfredo Chiodi, nipote di Libero Grassi, a dipingere di rosso il marciapiede sul luogo dell'omicidio del nonno ucciso 30 anni fa a Palermo per essersi ribellato al racket del pizzo. Anche quest'anno in via Alfieri, dove i killer di Cosa Nostra entrarono in azione, è stato affisso il manifesto scritto a mano perché la famiglia non ha mai voluto una targa con cui si ricorda il coraggioso imprenditore. Il 29 agosto del 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore palermitano, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato, c'è scritto nel manifesto. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Leoluco Orlando, il prefetto di Palermo Forlani, la commissaria anti-racket e anti-usura Giovanna Cagliostro, Patrizia Di Dio, presidente di Confecommercio, e i vertici della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e il presidente di Confindustria Alessandro Albanese. Tano Grasso, presidente onorario del FAI, la Federazione Anti-Racket. Libero Grassi era un imprenditore, una persona civile, un punto di riferimento culturale che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi, a distanza di 30 anni dal suo assassinio, l'esempio di una nuova coscienza per gli imprenditori, ha detto il sindaco di Palermo Orlando. In quegli anni, ha aggiunto, era isolato nella sua denuncia, era scomodo perché le istituzioni statali e imprenditoriali avevano il volto della mafia. Oggi Libero Grassi può dire missione compiuta, ma non ancora completata, perché le zone grigie in una Palermo cambiata in sintonia col sacrificio di Grassi nel rifiuto della violenza criminale e mafiosa, seppur grandemente ridotte, continuano a essere. Un comunicato stampa in merito alla vicenda arriva anche dal Ministero dell'Interno, da parte del ministro Luciana Lamorgese, che afferma come l'assassinio di un imprenditore coraggioso come Libero Grassi, che pagò con la vita per essersi opposto alla richiesta di pizzo, è la dimostrazione di quanto già allora le organizzazioni mafiose temessero la reazione forte e decisa della società civile attraverso la diffusione dell'associazionismo. Per questo, continua Lamorgese, ai cittadini e alle imprese ai quali si chiede una scelta di legalità in termini di rifiuto di ricorrere al credito illegale e al sostegno economico della criminalità organizzata, lo Stato ribadisce il proprio appoggio e supporto con tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione. Il sacrificio di Libero Grassi, di cui ricorre il trentennale dal barbaro assassino, conclude il ministro Lamorgese, non deve essere dimenticato, ma deve essere tenuto vivo per rompere quel muro di omertà che è ancora presente in taluni settori della società civile.